Salve a tutti, sono Walter del ristorante Celesti Venegazzù. Oggi cucinerò un'altra ricetta antica, il potaggio di ombrina alla veneziana. Questa è una ricetta di Bartolomeo Scappi, il più grande chef del Rinascimento italiano. Lui è stato un innovatore proprio non solo della cucina, ma proprio anche della figura del cuoco. Era apprezzato e richiesto da tutta l'aristocrazia veneziana di quell'epoca. Preparo il soffritto con dell'olio d'oliva, della cipolla e delle erbette tritate. Adagio l'ombrina precedentemente pulita e spinata e ci aggiungo sale e pepe. Ora verso del vino bianco secco, del vino dolce, un po' d'acqua, una grattatina di noce moscata, un po' di polvere di garofano, un po' di zucchero, copro e lascio andare a fuoco lento. A questo punto serviamo l'ombrina con delle fette di pane tostato sotto e il suo brodo sopra. Voilà, il nostro potaggio di ombrina è pronto per essere mangiato. Buon appetito!